Sia sull'Agrigento Palermo che sulla 640 ad eseguire lavori con gravi ritardi è la CMC di Ravenna, oggi in palese difficoltà economica e che chiede altro tempo. L'obiettivo è far sì che non si tramutino in incompiute lasciando isolata un'intera provincia. Lo stesso presidente Nello Musumeci, anche nei vertici romani, ha ripetutamente sollecitato ANAS su queste importanti arterie viarie. Le notizie che arrivano sull'amministrazione controllata della società CMC dimostrano che l'azienda è in concordato fallimentare. Gli agrigentini e le imprese del territorio non sono più disposte ad aspettare e neanche io. È quanto affermato dalla Presidente della Commissione Territorio, Mobilità e Ambiente dell'Assemblea regionale, Giusy Savarino. È da mesi che vigiliamo su ANAS e CMC per i lavori sulla 640, ma anche per la Palermo-Agrigento. Ho avuto un incontro con l'assessore Falcone e ci siamo occupati nuovamente dei rapporti con CMC, perché siamo sempre stati particolarmente turbati dall'idea che potesse la CMC avere problemi. Vi posso annunciare che c'è un tentativo di accordo attraverso anche il benestare dell'ANAS di passare questa parte di contratto di Bolognetta e della 640 dalla CMC sempre all'interno della stessa ATI alla società integra, che invece non ha nessun tipo di problema ed è una società sana. Se è così i tempi dovrebbero essere ridotti e dovremmo poter avere immediata visibilità nei lavori che riprenderanno a pieno ritmo. Io ovviamente, come ho fatto finora, con ispezioni sul luogo, con audizioni, starò sul pezzo. Con l'assessore Falcone convocheremo in commissione sia i responsabili CMC che dell'ANAS regionale che della società integra per vedere se la cosa è fattibile.